Sciopero nel trasporto pubblico locale, meno soldi dalla regione, meno treni e pullman, mattina di disagio e proteste. 3 operai della Vinyls di nuovo sulla torre per il futuro della loro azienda, vogliamo certezze sulla trattativa in corso. Eroina e cocaina per la clientela delle piazze vicentine, in manette una banda di italo-tunisini, indagine dei carabinieri di Thiene. Nel segno di Norma, studentessa violentata e gettata nelle foibe dai partigiani di Tito, cerimonia a Padova, memoria da condividere. Cercasi sponsor privati per Piazza San Marco, appello del Comune di Venezia per contribuire ai restauri e alla manutenzione della città più bella e più fragile del mondo. Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati con le notizie del telegiornale del Veneto. E adesso restiamo a Venezia, dove a Palazzo Ferrofini, sede principale del Consiglio regionale del Veneto, affacciato sul Canal Grande, adesso ci sono anche delle esposizioni. La prima mostra è dedicata a un artista padovano. Il colpo d'occhio entrando nel Salone degli Stemmi di Palazzo Ferrofini è ad effetto, con le 7 grandi tele dell'artista di San Giorgio in Bosco, Gino Tonello, in mostra fino al 18 febbraio a catturare l'attenzione. Una selezione di opere che raccontano un viaggio onirico a tinte forti per rendere meglio l'atmosfera del sogno. Un artista affermato dalla piena maturità espressiva, capace di sperimentare svariate tecniche stilistiche. Poiché l'arte, soprattutto di questi tempi, non garantisce pane companatico, Gino Tonello prudentemente lavora in un'industria di acque minerali della zona. Il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, presentando la mostra, ha detto di voler far diventare Palazzo Ferrofini la casa comune dei cittadini veneti. In quest'ottica Ruffato ha promosso una serie di mostre di artisti veneti, non solo pittori o scultori, ma anche altri che con le loro espressioni e le loro abilità possono essere considerati lo specchio di un Veneto attento a se stesso e al futuro. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale, dopo la sigla le previsioni del tempo. Buon pomeriggio.